Dopo tanti anni e strategie di riconversione, Codroipo, il Medio Friuli, da oggi ha il suo ospedale di comunità, ricavato nel plesso sociosanitario del distretto. Tra i presenti l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. La struttura può mettere a disposizione della collettività 40 posti letto, 12 dei quali per l'hospice e 8 per il SUAP. I lavori, iniziati nel novembre 2022, hanno potuto godere di un finanziamento complessivo che sfiora i 9 milioni e 300 mila euro, in gran parte garantiti da risorse dirette della Regione. I fondi del PNRR per la realizzazione di quest'opera ammontano a quasi 2 milioni e 700 mila euro. Oggi noi apriamo il primo ospedale della comunità interamente realizzato, nuovo. Ci sono altre funzioni che sono già presenti sul territorio regionale, ma questa è la prima edificazione che ha delle coperture legate ai fondi PNRR e fondi regionali. Nel corso dell'inaugurazione è stato spiegato che si tratta di una struttura all'avanguardia sotto l'aspetto funzionale, prestazionale, di sicurezza antisismica e di compatibilità ambientale, perfettamente inserita nel contesto naturalistico che la abbraccia. Quindi obiettivi che vengono anticipati rispetto al 2026, quindi noi stiamo procedendo in un programma importante che da questo punto di vista vede circa un centinaio di milioni di euro, metà dei quali più o meno sono di fonte PNRR e le altre arrivano dal bilancio della Regione.